Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. Complimenti. Complimenti, arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Amici di Directa Sport, benvenuti al Pala Restivo di Cagliari, 13ª giornata di ritorno, l'ultima del campionato di Serie A2 femminile di basket, derby tra Virtus Cagliari e CUS Cagliari, una partita questa che andrò a commentare in compagnia di Giacomo Argiolas. Buonasera Giacomo. Buonasera a tutti. Partita a cui la Virtus arriva senza grandi obiettivi di classifica, ormai i playoff sono andati da un pezzo per la squadra allenata da Iris Perazzoli, la salvezza è invece in cassaforte ormai da un bel pezzo. Dall'altra parte invece il CUS si gioca qualcosa di importante quest'anno. Ebbene sì, la squadra di coach Sciascia si gioca la salvezza in quanto attualmente è 13ª, penultima in classifica, con una vittoria oggi contro la Virtus potrebbe ancora sperare di superare la squadra 12ª del girone A e quindi avere il favore campo nella lotta play-out, decisiva appunto per confermare la categoria. Partita che è appena iniziata, c'è già un'interruzione con proprio coach Perazzoli che va a dialogare con l'altra panchina. Allora questa pausa ci è utile per andare a elencare quelli che sono gli starting five delle due formazioni. Lavinia da Silva assieme a Chiara Rossi, Elisa Templari, Beatrice Mastio e Silvia Sarni per la Virtus. Dall'altra parte invece il CUS si schiera con Federica Alesiani, Elena Riccardi, Angela Dettori e Rachele Niola, oltre ovviamente a Julita Bungaite che parte nello spot di centro. Probabilmente questa pausa era dovuta al pallone magari non gonfio al punto giusto, allora si può riprendere finalmente a giocare con questa rimessa dal lato in favore della Virtus Cagliari. C'è ancora questo lungo conciliato, lo ricordiamo che oltre a questo derby ce n'è un altro nel corso di svolgimento al Palaviana di Serardus. Il San Salvatore sfida la Mercede con formazione allenata da coach Fabrizio Staico, anche lei che non ha granché da chiedere ormai a questo campionato. Dall'altra parte anche la Mercede ha già giochi fatti, già retrocessa nel torneo B, Serie B. Ora è finalmente tutto pronto per la ripresa del gioco, va a rimettere dal fondo per la Virtus Chiara Rossi. Lavinia da Silva vorrebbe il pallone che è ricevuto invece da Templari, poi si va per il post di Lavinia da Silva, buona la partenza in palleggio, l'errore, poi l'ultima a toccare è Angela Dettori. Si riprenderà stavolta con una rimessa dal fondo per il CUS Cagliari, la rimessa per Niola e poi Alesiani che porta il pallone in zona d'attacco. Giacomo, Alesiani probabilmente la miglior sorpresa nella stagione del CUS, sei d'accordo? Assolutamente sì, Alesiani si è confermata come top scorer della propria squadra, infatti molti giochi, essendo appunto il playmaker, passano tra le sue mani, assolutamente con le mani molto delicate sia per il tiro da fuori e soprattutto anche per i tiri liberi. Ricordiamo classe 97, Federica Alesiani è arrivata in questa stagione dalla Spezia con l'obiettivo di guadagnare minutaggio e si è presa subito un ruolo da protagonista in questa squadra. Tanto si continua a sbagliare da una parte e dall'altra, ora lanciata Templari in contropiede, non riesce a tenerli il pallone, perso dalla Virtus, rimessa dal fondo. Allora per la formazione allenata da coach Federico Sciascia, assolutamente determinata a trovare un successo nella gara di oggi per guadagnare il fattore campo nei play-out, e arriva intanto finalmente il primo canestro di questo incontro. A realizzarlo è stato proprio Federica Alesiani, va dentro forte, dunque 2 punti più tiro dalla lunetta. Giacomo, hai parlato in precedenza delle mani delicate di Federica Alesiani, qual è la sua percentuale dalla lunetta? Allora, diciamo che ha una percentuale molto buona per la categoria, riportando un 70% dalla linea della carità. Diciamo che ha anche delle mani appunto delicate per quanto riguarda la costruzione del gioco, infatti può vantare una media di 2,4 assist a partita. Intanto seguiamo questa azione offensiva, è un gioco da 3 punti
la Virtus risponde con un altro gioco da 3 punti firmato stavolta da Lavinia da Silva, la giocatrice portoghese di passaporto britannico va a realizzare prendendo forte il centro dell'area e dunque la possibilità subito di impattare dalla lunetta. Vediamo se riesce a trasformare questo libero. Lo fa pur con qualche patema. Lavinia da Silva 3-3, una situazione di punteggio anche per lei è stata una stagione importante, ha viaggiato quasi sempre a doppia di media. Lavinia da Silva che è arrivata in questa stagione alla Virtus dal Sanga Milano, Sanga che approderà ai playoff al contrario appunto della Virtus che partiva con buone ambizioni, una rotazione un po' corta, un avvio di stagione un po' stentato, è costato caro la formazione allenata da coach Perazzoli che poi ha provato a rimontare nella seconda parte senza però riuscirci. Intanto è andata a realizzare la formazione di coach Sciascia con questo canestro in reverso realizzato da Riccardo. 5-3 il punteggio, Lavinia da Silva fuori per Rossi e poi circolazione sul perimetro ora per Beatrice Massiola, partenza in palleggio accoppiata con Angela Vittori, scivola, si continua a giocare, Templari arresto e tiro, errore, poi ancora da Silva a lottare a rimbalzo, riesce in qualche modo a permettere alla Virtus di rimanere in zona d'attacco. Sì, diciamo che la Lavinia da Silva è un giocatore chiave delle rotazioni di coach Perazzoli, infatti vedremo molto spesso la palla nelle sue mani sia in posto sia anche in punta per far circolare la palla. Lavinia quest'anno ha una doppia di media sia per punti che per rimbalzi, per cui facciamo appunto il plauso a questa giocatrice per l'impegno, soprattutto perché ha implementato sia le medie sia i punti rispetto agli anni passati. Attacca ora il Cus Cagliari, prova a prendere la linea di penetrazione Riccardi, va ancora a segnare, ha iniziato in maniera molto aggressiva Riccardi questa partita. Ebbene sì, il Cus si vede che ha forse qualche ambizione in più, infatti si gioca un posto per i play-out più agevole, mentre la Virtus diciamo che se la sta prendendo un po' più comoda, adesso palla per il numero 10. Riccardi per il taglio di Niola, altri 2 punti, coach Perazzoli ovviamente non può essere soddisfatta di questo inizio di partita da parte delle sue ragazze e va subito a ricorrere al time out, punteggio ricordiamo 9-3 più 6 Cus Cagliari. Riprende il gioco al pala restivo di Cagliari, rimessa dal fondo per la Virtus, c'è un nuovo ingresso per coach Perazzoli, è entrata con la canotta numero 8 Marta Vargiu che ora va a dirigere le operazioni nell'attacco della Virtus. Sarni fuori ancora, scusate, per Vargiu, uscita dai blocchi di Rossi, poi il consegnato di Da Silva per Templari. Ancora una buona linea di fondo per Da Silva contro Bungaite, più rapida di piedi rispetto alla sua diretta avversaria, stavolta però non riesce a realizzare. Allora Alesiani è già dall'altra parte, ha chiamato lo schema pugno, Riccardi che va a bloccare poi per Bungaite, è salita per il pick and roll Bungaite, poi il tiro dalla lunga distanza preso da Alesiani, errore dimenticata completamente a rimbalzo Julita Bungaite, 2 punti facili per lei. Sì, diciamo che in questa azione il play del Cus ha portato fuori appunto Da Silva, il che ha fatto sì che in mezzo all'area non ci fosse appunto il lungo per reperire il rimbalzo, che è stato preda del Cus, che ha potuto fare 2 punti facili. Dall'altra parte lavora bene in zona difensiva Bungaite, rubata la palla a Da Silva e poi lanciata in contropiede. In questa circostanza Dettori per il Cus non riesce a tenergli il pallone. Direi che in questa fase iniziale della partita, come hai detto già in precedenza Giacomo, è evidente la differenza di motivazioni tra le due squadre. Assolutamente sì, il Cus si vede che ha qualche motivazione in più, infatti sta mettendo un'anima bella importante, mentre la Virtus si vede che sta prendendo abbastanza, non diciamo alla leggera, però con tranquillità l'impegno odierno. Rossi fuori per Sarni, l'uscita dall'altra parte da parte di Templari, poi si lavora per la ricezione in post di Lavinia da Silva 1 contro 1 con Bungaite, il giro sul perno, poi va sul forte Lavinia da Silva, si guadagna il viaggio in lunetta. Lavinia da Silva, abbiamo parlato in precedenza, buona stagione per lei, doppia di media, una delle lunghe più importanti di questo campionato, e assieme a Silvia Sarni direi probabilmente costituisce una delle migliori coppie di lunghe in assoluto di tutto il girone A del campionato di Serie A2 femminile. È un peccato che la Virtus non sia riuscita a sfruttare questo fattore a dovere nel corso del campionato. Intanto 2 su 2 dalla lunetta per Da Silva.
fischio arbitrale. Ci saranno dei cambi da una parte e dall'altra. Rimessa dal fondo, Alesiani ha servito Riccardi, che ha tanto spazio per avanzare. Ora la giocatrice ex Palermo tra le altre, c'è anche Jennifer Bertucci ora in campo per il CUS, mentre Alesiani prova a prendere il centro dell'area, attacca con coraggio, anche lei premiata col fischio arbitrale. Sì, anche lei si è buttata in mezzo all'area cercando appunto una penetrazione. La penetrazione è stata controllata in maniera fallosa e può ottenere appunto i 2 tiri liberi che adesso andrà a tirare. L'ex giocatrice di La Spezia realizza il primo libero, 12-5, questo il punteggio al Palarestivo. Ancora Alesiani in lunetta, fa 2 su 2, buone percentuali al tiro in questo inizio di partita per la formazione universitaria. Ora Rossi mette palla per terra, c'è Sarni che vorrebbe palla in post, viene però servita, si continua a far circolare il pallone sul perimetro. Stavolta l'uscita è di Templari con la marcatura di Alesiani piuttosto aggressiva, sale altissima per il pick and roll. Sarni mano sinistra, giro sul perno per Templari che poi finisce col perdere il pallone, lanciata ora in contropiede. Niola, 2 punti facili per lei. Sì, è andata in contropiede, il difensore Sarni è andata diciamo a contrastare, però volendo appunto evitare un contatto che in quel caso prima dell'avvio del terzo tempo sarebbe stato fallo antisportivo. Ecco il Contropiede CUS con Alesiani che ferma il palleggio, pallone ribaltato, Dettori prova a prendere il centro dell'area, il tiro in allontanamento, ancora vincente, attenzione al CUS che sta scappando via nel punteggio, 17-5 più 12, ora il punteggio al Palarestivo. Da Silva, taglio backdoor di Templari che riceve un comodo arresto e tiro, lo manda a segno Elisa Templari, miglior realizzatrice, lo ricordiamo, in questa stagione della Virtus Cagliari. Sì, Elisa Templari con una media di 16,2 punti per gara è stato un grandissimo realizzatore per la stagione della Virtus. Adesso abbiamo un contropiede per la Virtus, azione a 3, fa con un layup però finisce sul ferro, rimbalzo di Sarni. Il CUS è dall'altra parte con Dettori, stavolta Templari allora non è riuscita a replicare l'azione vincente andata a segno in precedenza. Partenza di Riccardi, trova un'autostrada praticamente nel pitturato della Virtus, sono sembrate quasi scansarsi le giocatrici bianco-blu, clima assolutamente da fine stagione. Al Palarestivo ci sono degli altri cambi sul punteggio, lo ricordiamo, di più 10 CUS Cagliari, sulla Virtus 17-7 il parziale finora, mentre c'è campo per Giulia Lai, giocatrice arrivata a stagione in corso al CUS dal San Salvatore Selargius. Intanto liberi ovviamente per Elena Riccardi, potrà dunque andare in lunetta per cercare di ripristinare il più 12. CUS Riccardi, anche lei importante non solo dal punto di vista statistico, direi anche dal punto di vista dell'esperienza nella stagione del CUS, non so se sei d'accordo già. Assolutamente sì, infatti Riccardi ha dei grandi trascorsi in A2 con Palermo, poi con Schio in A1 e con tante altre squadre. È un elemento di assoluto spicco per una categoria come l'A2 e speriamo che appunto riesca a trovare un accoppiamento buono per i play-out. Non si completa intanto il gioco a 2 tra Da Silva e Sarni, in questa circostanza rimessa dal fondo per Vargiu, poi fuori da Rossi, fischio arbitrale, fallo che dovrebbe essere stato commesso da Jennifer Bertucci, giocatrice anche lei arrivata dalla Spezia nelle fila del CUS Cagliari la scorsa estate. Altra rimessa da zona offensiva per le bianco-blu, incitate ora da coach Perazzoli. Palla in angolo, buona la partenza in palleggio, stavolta da parte della giocatrice in canotta numero 22, giovanissima Gaia Biella, anche lei arrivata a stagione in corso dall'Antonianum, dove giocava in Serie B, vice campione regionale lo scorso anno alle spalle del Nulvi. Canestro del 18-9 qui al Palarestivo. Dunque il CUS che continua a doppiare la Virtus in questo inizio di partita. Altro fallo qui speso da Bertucci su Sarni e altra rimessa allora in zona d'attacco. Prima però della ripresa del gioco ci sarà da eseguire un time out chiamato stavolta da coach Federico Sciascia.
Riprende il gioco al pala restivo, rimessa dal fondo. Vargiu prova a smarcarsi, ricordiamo più 9 Cus, 18-9, inizio di partita in cui hanno pesato le inevitabili differenze di motivazioni tra le due squadre. Rossi con la partenza in palleggio, poi da in mezzo alle gambe il tiro realizzato in questo caso da Rossi, giocatrice dallo spiccato talento offensivo. Assolutamente sì, anche Rossi quest'anno in doppia cifra per quanto riguarda i punti, infatti si è assestata a 10 punti di media e mezzo. In quel caso ha fatto una bellissima penetrazione con il difensore, che diciamo che non ha difeso nemmeno poi così male, però la classe del giocatore è infinita. Qua abbiamo avuto un rimbalzo e il canestro con una difesa ancora poco attenta della Virtus. Gaia Biella riporta la palla in zona offensiva. Direi eufemisticamente poco attenta la difesa della Virtus in queste prime battute dell'incontro. Rimessa ancora in zona d'attacco mentre c'è un cambio, esce Niola nelle fila del Cus Cagliari e torna in campo Alesiani. E questo l'avvicendamento comandato da coach Federico Sciascia, rimessa eseguita da Sarni ancora per Biella, che dunque avrà quantomeno la possibilità di guadagnare minuti preziosi. Ha stregato coach Perazzoli, che l'ha vista all'opera appunto con la nota dell'Antoniano nel campionato di Serie B, l'ha voluta subito alla Virtus per questo finale di stagione. Errore intanto per Sarni, prova a correre dall'altra parte Dettori, non si sviluppa fino in fondo, però la transizione del Cus che deve ripartire a difesa schierata con pazienza. Ora Riccardi, il pallone per Dettori, a circolare a sua volta ancora per Alesiani, il gioco a 2 con Bertucci, poi palla in angolo per la tripla di Lai, che può prendere questo genere di conclusione. Qui lo fa con grande profitto, 3 punti per Giulia Lai, 21-11, nuovo più 10 Cus. Sì, buonissima rotazione qua delle giocatrici fuori dall'arco, una rotazione che poi ha portato a trovare appunto all'angolo la giocatrice Lai, che ha potuto mettere una botta. Non riesce a replicare dall'altra parte Vargiu, ma tiene vivo a rimbalzo Templari, e poi fallo su Lavinia da Silva, che potrà andare in lunetta con altri 2 liberi. Diciamo che soprattutto da Silva sta tenendo un po' in piedi la Virtus in questo inizio di partita. Meno 10, 21-11 il punteggio. Lavinia da Silva invitata in lunetta, manca ormai poco al termine del primo quarto, siamo quasi agli sgocci. Il Cus che ha sostanzialmente dominato, approfittando di questo approccio un po' morbido delle Virtusine. Errore intanto con il primo tiro a cronometro fermo per Lavinia da Silva. Avrà un'altra chance a disposizione la portoghese, il secondo va a segno e allora 21-12 al pala restivo. La pressione su Riccardi, ora la press della Virtus che paga dividendi subito con Ridolfi, nuova entrata in campo che riesce a servire da Silva, a segno con mano educata dall'angolo il canestro del 21-14. Ora la Virtus ha qualche segnale di vitalità in più. Sì, probabilmente coach Perazzoli si è un po' arrabbiata per questo atteggiamento molle della Virtus, per cui ha sicuramente alzato la difesa. Infatti in questo caso vediamo una pressione più importante da parte delle giocatrici in maglia bianca. Appunto è aumentata la pressione. In quel caso nell'ultima azione offensiva da Silva, abbastanza sola in una palla recuperata a metà campo, ha potuto realizzare con un tiro in sospensione dalla media distanza. Pick and pop tra Alesiani e Riccardi. Alesiani poi fa tutto da sola, alza la parabola, va a realizzare il canestro del 23-14. Il Cus che dunque spinge ancora sull'acceleratore in linea di fondo per Vargiu, fuori poi per Da Silva, gran partenza in punta per Da Silva, manca solamente il canestro. Questa iniziativa personale molto ben costruita dalla portoghese. Ora Alesiani che perde il pallone sulla pressione di Vargiu, ci sarebbe una linea di passaggio abbastanza comoda per Ridolfi, non riesce a servirla Vargiu, fischio arbitrale, è andata a subire il fallo Marta Vargiu, condizionata nel corso di questa stagione da tanti problemi fisici. Anzi, c'è stato un fischio arbitrale che permetterà al Cus Cagliari di andare a tirare dalla lunetta. Dunque il fallo è stato invertito rispetto a quanto detto in precedenza. A subirlo è stato Federica Alesiani, dunque già pronta in lunetta con 2 liberi. 23-14, airball col primo libero da parte di Alesiani. Davvero clima da fine stagione, come abbiamo già detto. Il secondo ugualmente sbagliato da Alesiani.
Si rimane sul 23-14. Ora Templari a segno ancora da quella che è un po' la sua mattonella. Finisce il primo quarto di gioco al Pala Restivo di Cagliari. Il punteggio vede avanti il CUS sul 25-16 contro la Virtus Cagliari, questo derby dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Inizia il secondo quarto al Pala Restivo +9, CUS 25-16 il punteggio dopo i primi 10 minuti di gioco. Alesiani con la mano destra affrontata da Biella, poi Dettori che fa circolare per Lai, si va da Riccardi, palla dentro per Bertucci, era un buon taglio il suo, non riesce però a trovare lo spazio per il tiro. Buona la partenza anche di Alesiani, primo passo bruciante contro Biella e arrivano altri 2 punti per il CUS. Sì, qua Biella diciamo che è stata un po' disattenta, infatti ha concesso il primo passo che è stato bruciante appunto della Alesiani, che è potuta andare alla fine in layout a mettere dentro i 2 punti facili. Dettori qui perfeziona il recupero del CUS, palla in angolo per Giulia Lai che preferisce riniziare dalle parti del suo playmaker Alesiani. Il gioco a 2 con Riccardi che si apre per il tiro da 3 ma fa tutto da sola ancora una volta. Federica Alesiani, trascinatrice una volta di più del CUS in questo inizio di partita. Ora va a spendere il fallo, si fa probabilmente ingolosire un po' troppo dalla ricerca del pallone, anzi il fischio arbitrale è stato invertito. Giacomo, forse hai capito meglio di me qual è stata la ragione di questo fischio arbitrale. Sì, probabilmente c'è stato quel tocco che dicevi tu della difesa, però il piede dell'attaccante probabilmente ha pestato la linea, per cui abbiamo una palla fuori semplice. Adesso la rimessa per il CUS che va in attacco. E CUS in attacco con Giulia Lai, il pallone per Riccardi e poi Dettori. Non è riuscita ancora a trovare gran ritmo in zona offensiva. Dettori protagonista dell'ultimo match del CUS Cagliari, che ha tenuto testa per larghi tratti alla capolista Geas Sesto San Giovanni. Intanto arriva un altro canestro dalla lunga distanza per la formazione di coach Sciascia, che ora scappa sul 30-16 e questo è il punteggio. Intanto giro sul perno di Sarni, fuori per Templari da 3 punti. Templari secondo ferro, poi rimbalzo conquistato da Dettori, il pallone poi ceduto ad Alesiani. Non si scatena la transizione del CUS in questa circostanza. Alesiani dal palletto sul blocco di Bertucci, va dentro con la mano sinistra, poi Bertucci pronte a canestro, si prende il tiro, lo manda però sul secondo ferro, errore dunque per Jennifer Bertucci. Dall'altra parte Rossi, affrontata da Dettori, alza la parabola e va a realizzare Rossi. Primi 2 punti del secondo quarto per la Virtus. Anche in questo quarto il CUS è partito molto forte, infatti sono arrivati solamente adesso i primi 2 punti della Virtus. Qui l'iniziativa personale ha provato a prenderla Lai per il CUS, non è riuscita ad andare però fino in fondo. Rossi per Sarni, si prende il tiro, errore anche per Sarni. Allora rimbalzo conquistato senza alcun tipo di problema dal CUS con Alesiani. Ora Bertucci attaccata subito da Sarni, pallone direi piuttosto pigro e poi Rido si può andare a recapitare in contropiede. 2 punti facili per la Virtus, che dunque si riaffaccia sul -10, 30-20 il punteggio. Lai sulla pressione da parte di Rossi riesce comunque a mantenere il controllo del pallone. L'uscita poi di Alesiani affrontata da un'altra nuova entrata nel fila della Virtus, si tratta di Laura Pellegrini Bettoli. Poi sporcato il pallone da Alesiani che cercava di andare in penetrazione, rimessa dal fondo per la Virtus. Direi, Giacomo, che il canovaccio di questa partita non è cambiato rispetto al primo quarto. CUS aggressivo, più determinato. La Virtus insomma si nota che ha decisamente delle motivazioni in meno, anche se ci sta provando soprattutto con le esterne. Direi in questo secondo quarto Rossi e Templari stanno cercando di mantenere la squadra in partita. Sì, la Virtus si nota che ha un atteggiamento un po' più molle, adesso in trazione di fatti per il CUS. Dicevo, ha un atteggiamento un po' più molle e soprattutto adesso che la Da Silva è in panchina a riposare per qualche minuto si vede un atleticismo un po' più basso, di basso rilievo, e appunto
un agonismo un po' più limitato. Infatti la Da Silva quando in campo dà sempre quel qualcosa in più. Adesso fallo in attacco di Sarni che cercava di prendere spazio. Sentite in sottofondo le urla di coach Perazzoli, che sempre molto sanguigna cerca di richiamare un po' all'ordine le sue ragazze. Anche qui il fischio un po' invertito rispetto alla nostra interpretazione iniziale. Palla segnata alla Virtus. Ora il gioco a 2, Ridolfi va a bloccare per Rossi, che commette però un'infrazione di passi, e allora dalla mimica di coach Perazzoli probabilmente presto potrebbero arrivare dei cambi nelle fila della Virtus. Rimessa con Pellegrini Bettoli che va subito a mettere pressione su Giulia Lai che poi serve Riccardi, porta lontano da canestro Sarni, una situazione che magari questa la Virtus potrebbe sfruttare. Lai per Riccardi, tanto spazio anche qui, non si prende il tiro, decide di avvicinarsi al resto del tiro però sul secondo ferro, si rimane lì con il rimbalzo conquistato da Dettori, e poi lo schema chiamato da Lai, sale Bungaite per bloccare, poi circolazione sul perimetro per Niola, cerca di prendere la penetrazione con la mano destra, errore per Niola, si lotta al rimbalzo, l'ultima a toccare è stata Bungaite, e allora palla assegnata alla Virtus. Si rimane sul 30-20 e questo il punteggio. Stagione un po' particolare questa per il Cus, Giacomo. Cus che è partito un po' in ritardo, c'è stato poi da registrare questo cambio a livello di gestione dirigenziale, squadra con coach Federico Sciascia però ha ottenuto delle vittorie anche importanti, una su tutte la ricordiamo, quella sorprendente su Orvieto, e merita, direi, al netto di tutto, la salvezza in questo campionato. Sì, c'è stato un grosso impegno da parte di tutta la società e dello staff tecnico. Ricordiamo che lo staff tecnico è stato cambiato, infatti a inizio stagione la guida della squadra era nelle mani di Marcello Ibba, mentre prima di Natale è stato appunto avvicendato con l'arrivo, o meglio il ritorno di Federico Sciascia. Diciamo che il Cus si sta comportando bene in questa gara, quindi merita assolutamente di avere un turno agevole ai play-out. Speriamo appunto che possa avere il favore del campo per appunto la sfida per la salvezza decisiva. Qualora il Cus riuscisse ad affrontare Salerno, che è una delle avversarie in lizza, si ripeterebbe un po' quanto successe lo scorso anno, quando fu invece il San Salvatore Seladus a giocarsi la salvezza agli spareggi proprio contro la Carpedil Salerno. Riuscì in 2 sole gare, in quel caso la formazione di coach Staico, a guadagnare la permanenza nel campionato di Serie A2. Ci auguriamo, nel caso in cui si verificasse questo accoppiamento, ovviamente ora lo stesso risultato stavolta per il Cus. Alesiani ora dal palleggio, c'è un altro nuovo ingresso nelle fila della Virtus, si tratta della numero 20 Matilde Melis, e dunque doverosamente concesso spazio alle giovani del florido vivaio della Virtus. Tiro dalla lunga sbagliato qui da Dettori, non con grandi percentuali finora all'interno di questa partita. Ora Templari che va a cercare il post da parte di Sarni, palla fuori per Rossi dall'angolo, il tiro preso proprio da Matilde Melis, anzi da Matilde Mancini, e poi fallo ancora a rimbalzo sulla Vigna da Silva, sempre molto difficile da contenere in termini di atletismo e di fisicità da parte delle lunghe del Cus Cagliari. Intanto nuova interruzione della partita per un time out chiamato da coach Federico Sciascia. Viaggio in lunetta per la Vigna da Silva, giocatrice in canotta numero 1 della Virtus, che realizza il libero. Allora Alesiani prova a rispondere dall'altra parte, va in penetrazione, arriva anche in questo caso il fischio arbitrale che permetterà ad Alesiani di andare in lunetta con 2 liberi. Abbiamo già parlato dell'importanza di Alesiani nel corso di questa stagione per il Cus Cagliari. Qui qua 1 su 2 ancora dalla linea della Carità, rimbalzo conquistato da Sarni con la pressione sempre molto forte da parte di Bungaite, poi in mezzo alle gambe Rossi per Sarni, dall'altra parte l'uscita per Mancini, va a cercare a sua volta
Rossi, sale da Silva che è pronta per il pick and roll con la compagna, non viene servita nel gioco a 2, buona qui la partenza in palleggio da parte di Matilde Mancini, le manca solamente il canestro, comunque da applausi la sua partenza. Sì, un bel passo incrociato che ha bruciato il difensore diretto. Peccato però appunto l'appoggio a canestro un po' troppo con della foga, diciamo che non era molto giustificato in quanto era molto sola, per cui poteva appoggiare tranquillamente. Ecco, una palla recuperata del Cus. 23-35 il punteggio, lo ricordiamo, per la formazione universitaria dormita qui di Rossi, che vale un nuovo attacco al Cus. Alesiani stavolta non riesce a trovare una via del canestro, mantiene comunque agevolmente le 12 lunghezze di vantaggio il Cus, sempre in grande controllo, qui accelera con la mano destra, fa fino in fondo Chiara Rossi, che si fa un po' perdonare rispetto all'errore commesso in precedenza, permette alla Virtus di tornare sul meno 10. Ora Alesiani ancora a lavorare dal palleggio, c'è oltre l'arco la ricezione da parte di Bungaite, poi buona la partenza di Dettori contro una selva di maglie bianche, va comunque a guadagnarsi il fallo che le permetterà di andare in lunetta con 2 liberi. Fischio da parte del tavolo, dunque ci sono cambi, esce Bungaite, torna Riccardi nelle fila del Cus Cagliari. In lunetta, come detto, c'è Angela Dettori, giocatrice che è riuscita a dare un ottimo apporto in termini di energia soprattutto al Cus in questa stagione. Ricordiamo che torniamo in Sardegna dopo la promozione in A1 ottenuta con la Canota di Broni lo scorso anno. Sì, ricordiamo che la Dettori è una giocatrice sarda del 96, molto giovane, che sin da giovane ha fatto capire che sarebbe diventato un giocatore di assoluto livello. Infatti ha avuto tante esperienze sia fuori dalla Sardegna, scusate, che appunto in Sardegna stessa, sia con la Virtus che con il Cus, in tutte le varie categorie, anche sulla 1. Adesso il rimbalzo di Bungaite, diciamo un po' distratta, però perde palla. Qui infrazione di passi segnalata dalla coppia arbitrale, ricordiamo composta da Matteo Spinelli e Lanfranco Rubera, entrambi di Roma. Pallone che viene assegnato alla Virtus. Sarà Vargiu a eseguire la rimessa, lascia poi l'incombenza a Lavinia da Silva, mentre viene richiamata l'attenzione degli arbitri per un altro cambio. Esce proprio Angela Dettori, giocatrice di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Torna in campo Giulia Lai con la canota numero 8 e questo è l'avvicendamento dunque scelto da coach Federico Sciascia. Rimessa dal lato, Lavinia da Silva è pronta, blocco di Mastio, l'uscita da parte di Templari, che ha un notevole vantaggio di velocità rispetto a Jennifer Bertucci. Sfrutta a dovere il mismatch, a segno con la mano sinistra per il 27-35. Pian piano la Virtus cerca di tornare a contatto. Ora Alesiani che lavora sul blocco di Riccardi che poi riceve un accenno di raddoppio in precedenza da parte di Mastio, e poi Bertucci a segno col tiro dalla lunga distanza. 38-27, giocatrice Bertucci dal buon impatto fisico in uscita dalla panchina per il Cus, però può anche mandare a segno questo genere di conclusione. Ora Templari prova a farsi vedere, Vargiu, sale da Silva per bloccare Templari con la mano sinistra, poi si va in angolo per la partenza, il tiro preso da Biella, altro errore per Biella, rimbalzo poi agevolmente conquistato dal Cus. Sì, vediamo che oggi il coach Perazzoli ha preferito dare molto spazio, molto minutaggio a seconde linee che di solito giocano abbastanza poco, ad esempio Biella, e diciamo che sta ripagando questa faccenda. Infatti Biella sta eseguendo una partita abbastanza ordinata e molto propositiva. Adesso recupera da Silva e la Virtus può effettuare un altro possesso in attacco. Sarà interessante poi andare a vedere anche quelli che saranno i piani per la prossima stagione delle due formazioni, qualora ovviamente anche il Cus dovesse riuscire a mantenere la permanenza nel campionato di Serie A2. Magari questa stagione iniziata con buone ambizioni da parte della Virtus, poi conclusa col non approdo ai playoff, potrebbe magari far propendere per la prossima stagione, insomma, su una linea più basata sulle giovani. Vedremo cosa deciderà il presidente
Riccardo Fava nel corso dell'estate. Sicuramente gli innesti di Biella e di altre giovani nel corso di questa stagione fanno ovviamente propendere per queste ipotesi. Vedremo cosa succederà. Quel che è certo che tutti noi ci auguriamo di vedere le squadre sarde, in particolare Virtus San Salvatore, ma anche il CUS il prossimo anno protagoniste, magari in zone importanti della classifica. Ci sarebbe piaciuto vederle anche in questa stagione. I playoff entrambe ne avevano assolutamente i mezzi, poi qualcosa non è andato per il verso giusto. Intanto Biella con ancora personalità si prende questa tripla, stavolta non riesce ad andare a segno, ma come hai sottolineato anche tu in precedenza, Giacomo, ha sicuramente buona personalità, buon impatto in questa partita. Gaia Biella, sono queste le indicazioni che cercava coach Perazzoli, Dettori nell'attacco ora del CUS. Ora Lai che va a cercare Bertucci, Dettori arresto e tiro, fronte a canestro, stavolta riesce finalmente a realizzare Angela Dettori, canestro del 40-27. Coach Sciascia non smette di dare indicazioni in panchina, dall'altra parte tutto il talento offensivo di Elisa Templari. Sì, qua c'è stata una Virtus ancora una volta che ha sfruttato per la prima volta, diciamo, una delle prime volte, un CUS disattento in porta. Termina intanto il secondo quarto, il punteggio che vede avanti il CUS Cagliari sul 41-29 contro la Virtus Cagliari, dunque pausa per noi. Vesalio, Monreale, Barraccamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere? Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Al Pala Restivo di Cagliari si riprende dal punteggio di 41-29 in favore del CUS Cagliari, che è sempre stato in controllo delle operazioni nel corso di questo match. Intanto errore dalla lunga distanza per Sarli, che stessa recupera il rimbalzo e poi va a subire il fallo da parte della difesa. Sia Riccardi che Bulgai accusano del fallo che viene però sanzionato al numero 10 del CUS, Elena Riccardi. Dunque in lunetta Silvia Sarni. Giacomo Sarni, fondamentale lo scorso anno per la salvezza della Virtus. Quest'anno la sensazione che magari anche lei potesse produrre qualcosina di più. Probabilmente il duo con Lavinia da Silva non ha funzionato secondo i piani, almeno fino in fondo, anche se comunque Sarni chiude quest'oggi una buona stagione tutto sommato. Sì, chiude una buona stagione, anche lei in doppia cifra per quanto riguarda i punti fatti, però probabilmente questa coppia di lunghi così con la da Silva non è stata molto favorita appunto dalle caratteristiche delle due giocatrici, che sono molto simili, e poi dobbiamo considerare anche una Templari che per quanto riguarda il possesso della palla e il concentramento delle azioni nelle sue mani è diciamo molto importante, per cui la palla poco va nelle mani di Sarni ed è potuta essere importante per poche volte. Anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Intanto Alesiani a segno dalla lunga distanza. Che partita quest'oggi per Federica Alesiani, direi giocatrice che si sta segnalando l'attenzione delle big del campionato di Serie A2. Chissà, magari il prossimo anno la potremmo vedere anche in una squadra di Serie A1. Chissà, sta dimostrando di avere delle qualità importanti. Il play classe 1997, lo ricordiamo, del CUS Cagliari. Intanto rimessa sul punteggio di 30-44, sempre più 14 CUS Cagliari, mentre riceve Lavinia da Silva, prova a prendere la linea di fondo contro Bulgai, che realizza appoggiando al vetro il canestro del meno 12. Lavinia da Silva, buona la sua partenza, buona anche la linea di fondo. Bulgai è un po' più lenta di piedi, non riesce a contenere.
Sì, la potenza fisica della Da Silva è molto imponente, soprattutto per questa categoria, per cui la Bungaete ha avuto difficoltà nel contenere appunto la penetrazione della Da Silva, e diciamo che la Virtus in questo inizio di terzo quarto sta avendo un atteggiamento diverso. Probabilmente il coach Perazzoli non vuole chiudere la stagione in maniera di basso livello, per cui vuole continuare quella bella stagione che ha fatto sognare i playoff fino allo scontro diretto con Albino, che purtroppo non è valso appunto il proseguimento di questo sogno. Il giro sul perno, il tiro in allontanamento sbagliato qui da Sarni. Dall'altra parte c'è Alesiani, chiamato lo schema, arriva Riccardi, poi sale anche Dettori che si fa vedere, il pallone dall'altra parte che arriva nelle mani di Bungaite. Molto ben ragionata questa azione da parte del Cus, 2 facili per Niola. Sì, una bella circolazione in questo caso, la palla che risiedeva al di fuori dell'arco dei 3 punti con il centro che era in post medio, la palla che è entrata verso di lei, è stato dimenticato il taglio in backdoor della guardia che ha potuto certificare con 2 punti facili. Rossi spara da 3 punti, primo per un rimbalzo, poi per Dettori, il pallone per poi Federica Alesiani, lo porta nell'attacco del Cus Cagliari, ma finisce per perdere palla contro la difesa a zona fronte pari schierata da coach Perazzoli. Almeno questo mi è sembrato nelle ultime 2 azioni. Intanto Rossi oltre l'arco per Da Silva, si propone Sarni, Da Silva riesce poi ad andare in angolo da Baggio, tripla per Baggio, errore, rimbalzo di Sarni che tiene vivo, sfruttando anche un attimo di disattenzione da parte di Riccardi, non riesce a realizzare. Allora riparte l'azione del Cus ora con Niola, palla per terra per Niola e poi Bungaite che attende l'arrivo di Riccardi, consegnato poi per Dettori, scambio tra le due, il pallone ora all'indirizzo di Bungaite, cerca l'iniziativa dal palleggio contro Sarni, tiene però bene lo scivolamento difensivo Sarni, il Cus che potrà rimanere in zona d'attacco. Doppio cambio, tornano Ridolfi e dovrebbe trattarsi di Biella nelle fila della Virtus. Uscita Rossi, uscita anche Da Silva, rimessa dal fondo per Niola, si apre Bungaite, poi il pallone per Alesiani, scade il cronometro dei 24 secondi. Le giocatrici del Cus non si erano avvedute del fatto che stesse proprio per scadere il cronometro dei 24, palla persa ora dalle universitari che rimangono comunque in vantaggio sul 46-32 a questo punto del terzo quarto. La rimessa proprio per Biella con tanti minuti, tante responsabilità, lo abbiamo già detto nel corso di questa partita. Ridolfi dentro per Sarni, appoggia il layup con la mano mancina, layup che vale il meno 12 alla Virtus, 46-34. Ovviamente anche la Virtus non ci tiene insomma a chiudere questa stagione con una sconfitta, cerca in corso di questo secondo tempo di rimontare, anche se Giacomo le maglie in zona difensiva continuano a essere abbastanza larghe. Penetrazione vincente nell'ultima circostanza da parte dei Dettori. Sì, c'è una poca attenzione da parte della Virtus per quanto concerne la fase difensiva. Infatti il coach Perazzoli penso stia spingendo per alzare il ritmo difensivo, infatti ha provato in diversi frangenti un cambiamento di difesa, ha provato la zona per qualche azione, però purtroppo, come anche in questo caso appunto, la difesa è abbastanza ballerina. Qua c'è stata una penetrazione abbastanza agevole, c'è stato il fallo di Ridolfi, in più c'è stato anche il canestro buono, oltre appunto al fallo con il tiro libero aggiuntivo. Adesso è pronta a tornare in campo la Da Silva appunto per mettere il Riccardi intanto è pronta in lunetta, dunque canestro con fallo, 50-34 con possibilità di realizzare anche il libero supplementare per il Cus. Elena Riccardi è pronta in lunetta. Le indicazioni intanto di coach Perazzoli per Gaia Biella, lo vediamo sullo sfondo. Errore nel frattempo con il libero supplementare per Riccardi, ora Templari. Pallone dentro per Da Silva, canestro con la mano mancina per Lavinia Da Silva, trovata con la ricezione profonda. Ora Alesiani che riparte per il Cus,
batte direi abbastanza agevolmente dal palleggio Biella, poi buona circolazione sul perimetro, palla dentro per Bungaite, il giro sul perno, canestro in allontanamento sbagliato però dalla lituana e poi calpesta inavvertitamente la linea di fondo qui Alesiani nel tentativo di imbastire una nuova trama offensiva per il Cus, rimessa dal fondo per la Virtus. A incaricarsene sarà Marta Vargiu. Sì, come detto in precedenza, la presenza di Da Silva dà appunto un livello agonistico e anche fisico, non da dimenticare, molto importante. Per cui in questo frangente c'è stata una difesa non organizzata come nel resto della partita, però molto fisica, per cui la soluzione offensiva del Cus è andata a svanire. Biella ha ricevuto la rimessa di Vargiu, ancora in zona d'attacco la Virtus Templari, Ridolfi staccata da Bertucci, si va ancora in ricezione profonda da Silva, subisce il fallo Lavinia Da Silva che avrebbe voluto in questa circostanza realizzare con il fallo, dovrà accontentarsi di 2 liberi. In piedi il coach Sciascia, piuttosto tranquilla però la situazione per il Cus, sempre abbondantemente in controllo delle operazioni, 50-36 più 14 e questo il punteggio. Errore intanto col primo libero per Lavinia Da Silva, ancora una chance per lei a cronometro fermo, fa 1 su 2, allora 37-50. Mentre Alesiani è già dall'altra parte, blocco di Bertucci, Alesiani costretto ad arrestarsi perché tiene difensivamente Biella. In questa circostanza Niola, specialista difensiva soprattutto del Cus, riesce a trovare un varco, deve poi servire Bungaite fuori da Dettori, arresto e tiro da 3 punti, sfortunata qui Angela Dettori, rimbalzo conquistato da Ridolfi, parte dall'altra parte Biella, mano sinistra, poi palla in angolo per Templari, da 3 a segno Elisa Templari, 40-50, la Virtus che si riaffaccia sul meno 10, ogni tanto insomma qualche sprazzo di fluidità in zona offensiva riesce a proporlo anche la Virtus. Sì, questo anche grazie alla Biella, che in questo caso è stata molto lucida nel penetrare appunto e poi trovare nell'angolo la Templari libera. Adesso è stata chiamata un'infrazione di palla accompagnata e palla che ritorna nelle mani della Virtus. Adesso time out. Vargiu a eseguire la rimessa, servita subito Biella, come detto una delle note più interessanti in questa partita un po' opaca quest'oggi, una parte della Virtus che chiude il campionato in questo derby senza particolari pressioni a livello di classifica. Qui errore ancora per la formazione bianco-blu, dall'altra parte Alesiani, ha servito Bertucci, poi Niola in possesso del pallone, la partenza in palleggio contro Templari, pesa forte però in precedenza da parte di Templari, allora Bertucci spara da 3 punti, secondo ferro, Niola però conquista il rimbalzo offensivo, extra possesso per il Cus con poi Bertucci che va a subire il fallo, dovrebbe essere stata questa la chiamata arbitrale, fallo speso da Ridolfi che non si dà pace, sosteneva la bontà della propria posizione difensiva in lunetta, anzi rimessa dal fondo, non è stato ancora speso il bonus, dunque rimessa dal fondo per il Cus. Niola ha servito Bungaite, poi il pallone consegnato per Alesiani, palla che circola per Dettori, finisce per terra, intanto nell'area Da Silva, Bungaite mantiene vivo per il Cus, a rischio palla persa, poi Alesiani che si deve inventare qualcosa, fischio arbitrale prima del tiro e fallo in attacco se non ho visto male nell'ultima circostanza, dunque palla persa dal Cus. In questo caso purtroppo ti devo smentire, ma c'è stata un'infrazione di passi. Adesso abbiamo ravvisato appunto in questa ultima azione l'esempio di tutta la partita, come sta andando la partita per quanto riguarda la Virtus. Infatti c'è poca concentrazione, poco agonismo e quel che ne concerne purtroppo arrivano tranquillamente i rimbalzi in attacco, che è una cosa da evitare assolutamente per concedere appunto gli extra possessi. Poi in questo caso specifico abbiamo avuto un'infrazione di passi, quindi una palla recuperata, però purtroppo sono i sintomi che qualcosa non va ed è appunto, come abbiamo detto in precedenza lungamente,
perché la Virtus ormai si gode delle vacanze che stanno per arrivare, mentre il Cus si vede appunto dall'atteggiamento che ha, che sta cercando disperatamente la salvezza, si sta preparando per i play-off. Alesiani, il pallone poi per Bertucci, il tiro in allontanamento, segno per Jennifer Bertucci, il pallone che si arrampica sul ferro e poi entra. 52-40, fasi ormai conclusive del terzo quarto. Templari va a servire in angolo Vargiu, avrebbe avuto lo spazio per il tiro, non si è fidata Marta Vargiu, si va poi dalle parti di Ridolfi, errore anche per lei, fischio arbitrale. Intanto il pallone che verrà assegnato ancora alla Virtus Cagliari. 1 minuto e 49 secondi al termine del terzo quarto di gioco, rimessa dal fondo. E altro fischio arbitrale, stavolta a comandare un cambio, esce Bungaite, torna Riccardi. Questa è la scelta di coach Federico Sciascia, rimessa dal fondo. Templari, serve Biella, mette palla per terra, Biella prova a prendere la linea di fondo, poi Ridolfi, il tiro piazzato e sbagliato da parte della giocatrice ex Orvieto, e poi può congelare il possesso dall'altra parte Alesiani. Già servita Riccardi, sale Niola, buon taglio backdoor qui per Niola, non si completa però la ricezione, anche se Niola riesce in qualche modo a ritrovare il pallone. Si lotta poi sul rimbalzo e altro fischio arbitrale con Niola che è andata ad allungare le mani sul pallone, trovando però le braccia della giocatrice avversaria. Rimessa dal fondo ancora per la Virtus, che cerca di ricucire questo parziale negativo che la vede sotto ora di 12 lunghezze sul 52-40. Da Silva in punta, poi la ricezione per Biella, Ridolfi spalle a canestro, prova a sfidare nell'1 contro 1 Bertucci, il tiro anche per lei sul secondo ferro, non grandi percentuali in questa partita da una parte e dall'altra. Alesiani sul blocco di Bertucci, mano sinistra, va dentro, sbaglia Alesiani ma riesce in qualche modo a tenerli il pallone e far partire una nuova trama offensiva per il Cus. Alesiani sul blocco di Riccardi, ancora Riccardi che cerca il gioco a due. Alesiani invece aveva deciso di far tutto da sola, c'è Riccardi che però mantiene vivo, poi errore anche per Niola, continua a sbagliare tanto. Intanto la Virtus che prova a ripartire dall'altra parte con Templari, layup sbagliato con la mano sinistra per Elisa Templari. Nulla di fatto anche in questa circostanza, siamo ormai agli sgoccioli del terzo quarto. Ora Riccardi attende l'uscita di Dettori che prova a smarcarsi, è forte però la difesa di Ridolfi in questo caso. Riccardi deve andare da Bertucci, quel pallone consegnato nelle mani di Alesiani, gioco a due con Riccardi, la pressione difensiva ora di Da Silva, scade il cronometro dei 24, il Cus non riesce a trovare una soluzione utile. Sì, questa è una fase di gioco per entrambe le squadre un po' caotica, un po' confusionaria, infatti non si riesce ad organizzare degli attacchi appunto ben organizzati, scusate il qui pro quo di parole. Infatti le squadre devono adesso cercare di organizzare qualche trama offensiva più prestigiosa. Adesso Sarni con un tiro da fuori, anche qua continua appunto l'andamento caotico. Termina allora il terzo quarto di gioco al Pala Restivo, davanti c'è il Cus sul più 12, 52-40 contro la Virtus Cagliari. Silvia, ho deciso, compro quel divano là, c'è il market vicino, la scuola per i bambini, è tutto perfetto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo due belle casette per lui. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnored.